cominciano a non avere più fiducia, non hanno più fiducia in niente, perché per quanto noi facciamo, per quanto ci stiamo adoperando, purtroppo la situazione è un po' di abbandono anche di responsabilità dirette da parte di tutti. Dopo quanto accaduto in Via Dante, in cui un 25enne è stato investito e ucciso da un 36enne trevigiano sotto probabile effetto di droga, con la situazione di spaccio e degrado nella zona di Via Piave a Mestre, il sindaco Brugnaro non si nasconde dietro a un dito, evidenziando la gravità della situazione. Certamente a Mestre il costo delle dosi è più basso che nel resto del Veneto. Stiamo attraendo tossici da tutte le province vicine. Per Brugnaro la risposta allo spaccio e al degrado continua a essere il pugno duro, la repressione. Solo pochi giorni prima dell'incidente si era tenuto il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza anche per discutere di Via Piave, ma anche alla luce di una Mestre, centro dello spaccio, c'è bisogno di rinforzi, dice. Allora io chiedo che vengano ripristinate le pattuglie di strade sicure, da 3 pattuglie sono diventate una pattuglia, e questo è un affare che riguarderà il Ministero dell'Interno. Se è un problema di costi siamo disposti a pagarli come città, però non è possibile che queste cose avvengano sulle spalle dei cittadini. Chiediamo, come abbiamo chiesto più volte, un aumento delle forze dell'ordine nelle zone di Via Piave. Ovviamente noi siamo totalmente schierati, giorno e notte, lo dico agli uomini nostri che ascoltano e adesso ai nuovi ufficiali. Lavorerete anche di notte, lo dico alle famiglie. Mi dispiace, ma questo non è un lavoro da ufficio, è un lavoro da strada.